Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Effetto Serra, il talk show sul social. Oggi parliamo di musica. Accanto a me lo vedete collegato Sergio Pires, cantante e fondatore e leader di Tamurita. Ciao Sergio. Ciao Fabrizio, ciao a tutti. Ciao a tutti, grazie ovviamente alle persone che si stanno collegando, quelle che vedono in diretta e quelle che vedranno anche in registrata la puntata di oggi, tanto arrivano i primi saluti. Parliamo di musica perché, a parte parlare dei Tamurita, inteso come carriera artistica di gruppo, però parliamo anche e soprattutto dell'ultimo lavoro, soprattutto perché sta andando molto bene, un brano uscito probabilmente da pochissimo, diciamo così, con una importante collaborazione, quella con Omar Pedrini, dal titolo Chi ama vince. Sergio, dove nasce l'idea di una canzone così bella, così profonda, ma soprattutto in un periodo così delicato qual è quello che stiamo vivendo? Diciamo che c'è stato un momento in cui ho trovato un po' l'ispirazione, perché per un lungo periodo, dal lockdown in poi, mi sono totalmente fermato, mi sono dedicato ad altro, perché ho pensato che era il tempo di fermarsi, magari anche avendo sempre l'acceleratore tirato, ogni tanto fermarsi e riflettere fa anche bene. Quindi ho cercato di utilizzare al meglio quel tempo. Poi a un certo punto ho ripreso la chitarra in mano, però succedeva qualcosa di diverso, no? Avevo proprio questa predisposizione nello scrivere, mi venivano delle melodie, insomma, delle parole, quasi come originariamente, come facevo in principio. Quindi sono partito in questo modo, scrivendo alcune cose, e poi non so perché mi è balenata l'idea un momento di mandare dei provini a Massimo Satta. Quindi lui in quel momento stava qui in Sardegna e quindi mi ha detto: guarda, sono interessanti, sentiamoci, perché avevamo fatto alcuni lavori per Tamurita in passato, e da lì sono iniziate le prime creazioni, ma con molta disinvoltura. Quindi ci siamo trovati, è partito questo lavoro con una prima canzone, una seconda canzone. Poi, man mano che ci incontravamo, io scrivevo altre cose, quindi avevo questa, insomma, questa energia in quel momento, questa illuminazione nel venirmi spontaneamente tutta una serie di cose. E quindi io mandavo questi provini a Massimo e ci siamo buttati in questo lavoro insieme. La cosa particolare è che le cose fluivano in un modo differente, e ci stavamo rendendo conto, grazie anche a lui, che c'era una nuova veste musicale intorno a quello che stava uscendo. Quindi all'inizio non capivo dove stavamo andando, invece la cosa positiva è che forse era la via giusta, sia musicale, sia per quanto riguarda i suoni. Quindi io mi sono anche pienamente affidato a lui da quel punto di vista, e abbiamo trovato quest'ultima sinergia. Quindi siamo Anche partiti perché con i primi singoli e ci siamo guardati intorno e subito ho notato che c'era un'attenzione nei confronti dei brani differente, quindi volavano un po' le visualizzazioni dal primo singolo, insomma, eh, ti rendevi conto che stava succedendo qualcosa di forte qualcosa. intorno, Anche sì. perché, Sergio, perdonami, chi Sì, dice Tamurita, a parte, vabbè, voi nascete nel 2002, nel 2005, sì. diciamo, la popolarità con la partecipazione nel cast della trasmissione di Videolina come Calcio sui Maccheroni, però tanti lavori discografici, le collaborazioni, però chi dice Tamurita, diciamo, c'è un gusto musicale, uno stile, potremmo dire, una stesura di canzoni che è stata sempre ben riconosciuta e ben riconoscibile, no? Con Sì. radici mediterranee, con un certo tipo di sound. Ecco, questo percorso non è differente, però è nuovo, nel senso che ci sono anche altre sonorità, forse diciamo più profonde, più rock, o mi sbaglio? Sì, diciamo che, come hai detto giustamente, la matrice nostra è la paccianca per eccellenza, nel Esatto. senso miscelare un insieme di stili, generi, linguaggi. Quindi avendo anche degli strumenti come tromba, violino, in certi casi potevi diventare più gitano, in altri casi più ska, più punk anche. Quindi la matrice sicuramente è alternativa, punk, rock, insomma, tutto quello che abbiamo messo all'interno.
Certo che da un certo punto di vista era anche complesso per me rimettermi in gioco e fare un lavoro nuovo in questi tempi. Quindi trovare anche la via giusta musicale non è semplice, perché poi ti rapporti con un pubblico che è anche più adulto, perché essendo più adulti non è che posso scrivere determinate cose. Magari i ragazzetti oggi ascoltano rap, trap, quindi la mia matrice è differente. Ciò che può essere difficile trovare la matrice giusta e l'equilibrio giusto musicale in questo tempo. E io credo che invece magari con Massimo ho trovato questa linea, perché comunque alla fine ti rendi conto che quello che stai ascoltando è Tamurita per una serie di cose. Poi in certi casi puoi essere più pop rock, in altri può essere più morbido, può essere una ballata, può essere un pezzo che poi di base ha un bluegrass come, Certo. insomma, come gli altri singoli, però poi potenzialmente il cantato viaggia in un'altra dimensione, magari anche più nazional popolare. Trovi sempre questi miscugli di generi, però sicuramente ha una veste differente. Ma ci vuole più coraggio o più incoscienza nell'uscire con dei brani in questo periodo, secondo te? Secondo me ci vuole allora, il giusto mix. No, il giusto mix sì, anche un po' di follia, però credo che nella vita uno deve fare le cose nel momento in cui le sente. Cioè io sono una persona che ho sempre seguito, a volte mi sono ascoltato. Quando mi ascolto profondamente e seguo questo istinto o quello che provo, le cose magari funzionano, nel senso che sono convinto in un determinato momento di fare una cosa, la devo fare. Poi al di là di qualsiasi valutazione. Quindi io sentivo vivamente che dovevamo uscire nel mercato. Quando siamo partiti col primo singolo non avevamo idea di nulla. Quindi ci siamo buttati, perché tu sai benissimo, fai un singolo, fai degli investimenti, fai tutta una serie di cose. Abbiamo fatto questo lancio, però sentivo che le cose dovevano continuare. E in maniera anche abbastanza fluida, nel giro di un mese e mezzo ci siamo trovati con 3 singoli all'attivo e con Omar Pedrini l'ultimo brano. Quindi forse quello che sentivo era giusto seguirlo. Poi non so dove ci porterà. Noi stiamo lavorando per cercare di fare il meglio. Un lavoro che state proseguendo ancora oggi, perché ovviamente in dirittura d'arrivo, ma potremmo dire un altro dei passaggi importanti è l'uscita dell'album. Sì, noi contiamo di far uscire l'album entro giugno. Abbiamo già diversi pezzi pronti con Massimo, quindi stiamo perfezionando alcune cose, però stiamo andando anche a step, perché sai, sicuramente questa collaborazione con Pedrini ha comunque anche cambiato tutta una serie di dinamiche, perché sono entrate appunto etichette discografiche, c'è un lancio nazionale, ufficio stampa nazionale, quindi stiamo vedendo cosa sta succedendo, il pezzo sta girando. Abbiamo un problemino ecco. Facciamo tutta una serie di valutazioni con l'ufficio stampa e con quello che ci sta accadendo intorno, quindi adesso vediamo un attimo come muoverci successivamente. Però l'idea di base è che l'album dovrebbe uscire a giugno. Adesso da qui a giugno cerchiamo di capire se dovessero accadere altre cose, insomma, importanti, speriamo. Allora Sergio, siccome se in questo momento l'audio si sente e va bene, ma il video è bloccato, ti chiedo di uscire e di rientrare. Nel frattempo mandiamo il video della canzone, benissimo. Così lo vediamo tutti. Allora, Sergio Piasti, Tamurita con Omar Pedrini, chi ama vince. Che il tempo è una trappola, so che la notte è buia, prima o poi finirà, so che la luna lassù
illumina il cuore degli uomini che vogliono sognare. So che la vita è una strada tortuosa, ti metti alla prova finché non lascerà un po' di spazio alla felicità. Chi ama vince, chi ama perde, chi ama crede nell'impossibile, chi ama vuole, chi ama cresce, chi ama teme l'irraggiungibile, l'amore che smuove il sole. Qual è il tuo? Che smuove il sole. Del tasso. La vita mia si nutre di musica, so che può essere vissuta con sincerità, anche la luna lassù illumina il passo degli uomini che riescono a sognare. So che la vita è di fatto preziosa, triste e gioiosa, con tutto ciò che dà. Un'occasione che non tornerà, O forse ci sarà. Chi ama vince, chi ama perde, chi ama crede nell'impossibile, chi ama vuole, chi ama cresce, chi ama teme l'irraggiungibile, l'amore che smuove il sole, che smuove il sole. l'amore che smuove il sole. So che il tempo è una trappola, so che la notte è buia, prima o poi finirà. Eccoci qua, complimenti Sergio, ottimo, bellissimo brano. Grazie. Dove nasce l'idea della collaborazione con l'ex cantante dei Timori, con Omar Pedrini? Beh, comunque c'era un'amicizia con Massimo, lui ci conosceva, ci siamo incrociati in alcuni concerti e a un certo punto stavamo pensando anche di far ascoltare questi pezzi anche nelle alte sfere, e poi è venuta la brillante idea a Massimo, si erano sentiti, di far sentire i nuovi lavori dei Tamurita a Omar, e lui è rimasto piuttosto entusiasta e da subito c'è stata una sua volontà nel valutare un featuring in uno di questi brani, quindi e io speravo vivamente, diceva Massimo, speriamo che scelga il brano che ama vince, dà anche il titolo all'album, insomma, e ha scelto quello, quindi è stata una bella cosa, perché poi infatti alla fine è diventato anche Tamurita e Omar Pedrini, perché non è più stato neanche un featuring. Lui si è appassionato tanto al brano, è stato in studio 2 giorni, ha riscritto una parte del testo che ha cantato, ha fatto 8 tracce di voce,
insomma ha fatto veramente un lavoro che non si poteva neanche più definire featuring, quindi è diventata una vera e propria collaborazione su Collaborazione. singolo, sì. Quindi, Senti, vi manca, penso che sia abbastanza evidente, il rapporto con il pubblico, i concerti, cioè è chiaro che abbiamo la fortuna di avere la rete, quindi tu hai detto, abbiamo iniziato a far girare i brani in rete, vedevamo le visualizzazioni, vedevamo il riscontro delle persone, però sai, una cosa è la visualizzazione, una cosa è vedere poi il riscontro reale, no? Delle persone che vengono a vedere i tuoi concerti, le vostre serate. sicuramente, per chi è abituato come noi comunque a vivere maggiormente in live, cioè l'aggregazione per noi è tutto, gli abbracci, stare intorno alla gente, finire la serata e stare con le persone, il dopo concerto. Insomma, la nostra vita si è basata su qualcosa che sembra sia scomparso totalmente per noi. Quindi sia dal punto di vista insomma, musicale, live, tutto quello che c'è intorno alla musica è stato proprio totalmente messo da parte. Poi sì, c'è il mondo virtuale, ci arrangiamo così, però sai, per me è fondamentale, io sono un po' old school, cioè non uso anche sul palco, voglio le spie a tutto volume, mi lancio lì. Quindi per me già voi come gruppo fate assembramento perché siete un po' sai, abituati, poi sai, noi abbiamo il furgone, viaggiamo tutti insieme da sempre, quindi per noi è fondamentale stare insieme. Noi siamo trovati in questa condizione che la vivi per come la puoi vivere, basta. Però sai, immaginarmi un futuro per fare cioè con dei concerti in streaming, cose di questo genere, io no, poi chi lo vuol fare ben venga, ma per me secondo me è solamente insomma, in qualche modo è una soluzione tampone, è solamente un palliativo al momento, poi è chiaro che insomma, è un'altra cosa, stare davanti al pubblico è un'altra cosa. Sergio, però parlavamo dei lavori che state facendo, perché l'obiettivo comunque è uscire con l'album che tu hai detto verso giugno. L'importanza del lavoro diciamo così, di equipe, perché abbiamo parlato di Massimo, che poi è Massimo Satta, che oltre ad essere il produttore è quello che poi di fatto sta anche arrangiando tutto il vostro lavoro. Quanto lavoro c'è dietro anche per la singola canzone? Beh, c'è tanto lavoro. L'importanza del produttore è una cosa con cui ci siamo confrontati anche pochi giorni fa. L'importanza di un vero produttore è totalitaria, perché vedi anche la figura del produttore in Sardegna viene confusa a volte col discorso, sai, di un'agenzia, di chi fa produzione, cioè chi fa produzioni artistiche. È proprio quella figura che ti cuce il vestito addosso, insomma, rifinisce il tuo brano, valuta i suoni, fa gran parte del lavoro, che è molto importante. Quindi lì, se ti affidi a un produttore, devi avere piena fiducia, quindi devi avere la giusta sinergia, però questa è la vera figura del produttore. Quindi si lavora insieme, si valutano delle cose, ma gran parte poi delle scelte sonore, dell'arrangiamento è nelle mani di chi ti produce, capito? Quindi in questo caso per noi, per me soprattutto, che con cui abbiamo iniziato questo rapporto anche più personale, per me Massimo è fondamentale in questo ruolo, capito? Anche in tutto questo nuovo cammino. E a proposito di nuovo cammino, domanda dalle 100 pistole. Sì. Qual è il sogno nel cassetto di Tamuritta? Non te lo dico adesso perché È un cassetto molto... immagino che ce ne sia più di uno, dai. Non penso che ci sia un sogno. No, diciamo che il primo step, stiamo andando un po', il mio obiettivo sarebbe quello di poter firmare per l'album con qualche struttura discografica importante, insomma, avere una distribuzione importante per questo lavoro. A livello nazionale. Diciamo che quello, il sogno più vicino è quello.
Scusami Sergio, la mia domanda è curiosa perché è riferita a questa, ma è così difficile fare musica dalla Sardegna stando in Sardegna? Perché oggi con internet, sai, i brani viaggiano, vanno e vengono, c'è la possibilità di andare in tutto il mondo anche stando da casa, però forse quello che manca, non lo so, correggimi se sbaglio, Sì. io non dico voi, dico le nuove generazioni, magari la gavetta e voi ne avete fatto molta, o ci vuole, come dicevamo prima, quel qualcosa in più che ti dia il contatto nelle alte sfere. Allora, bisogna sdoganare anche questo discorso. In Sardegna ci sono un sacco di personaggi e persone che fanno tantissimo e Sì, che, sì, sì. con la musica, e che spesso magari tante cose non vengono neanche riconosciute, o magari non gli si dà il O giusto non si valore. conoscono magari, no? Non si conoscono, non si dà il giusto valore, cioè ti conoscono se vai a Sanremo, altrimenti non ti conosco. Però dico, secondo me no, perché puoi fare ciò che è difficile dall'isola, per esempio, non è poter fare dei lavori discografici e anche entrare nel mercato, perché comunque noi abbiamo fatto nel 2005 un album, siamo finiti discografia con CNA, che era un'etichetta importante, ricordi, Compagnia Nuove Indie. Sì, sì. Cioè, dalla Sardegna abbiamo beccato il produttore di Mano Negra, siamo stati in Spagna con Scappe, abbiamo fatto tutto da qui. Cioè, alla fin fine ci sono state tantissime cose. Io posso dire, ciò che è stato difficile era nel momento in cui le cose prendevano il giusto verso. Per noi, essendo una band di diversi elementi, abbiamo perso diverse opportunità perché vivevamo in Sardegna, quindi era più un problema di spostamento. La Quindi condizione arrivavano, insulare, usiamo stavamo proprio. con un'etichetta nazionale, magari facevamo soltanto quei concerti dove cercavi di entrare con le spese, fare disfare. Tanti altri che potevano essere importanti a livello promozionale, magari ci avrebbero dato tantissimo, dovevamo fare una scelta, perché comunque ogni viaggio, uno spostamento, hanno delle cifre importanti. Quindi sicuramente uno che prende l'autostrada, sta in Italia, si fa tutta una promozione come meglio crede. Quindi devi fare un salto veramente importante da qui, per quanto riguarda riuscire poi a cogliere tutto quello che poi ti può dare una promozione, un lancio. Però a livello discografico no, tu puoi tranquillamente fare dei lavori importanti e anche entrare in un mercato importante. Cioè, è successo a tanti e Sì. puoi fare tante cose. Adesso anche in questo caso noi ci è capitata questa cosa, però comunque ci è capitato in un periodo dove non puoi viaggiare, non puoi fare niente, cioè sei chiuso in Quindi casa, anche dovendo ancora suonare peggio. stai da casa. Cioè, quindi non lo so, sì, stiamo procedendo un cammino, però molte volte devi avere anche il prodotto, magari hai i brani giusti, hai quelle sonorità giuste, cioè c'è il pacchetto giusto in quel momento, quindi bisogna ricordarsi anche che bisogna scrivere delle C'è canzoni. qualcuno che mi disse una volta, non è vero che non si vendono dischi, ma non si vendono dischi brutti, che è ovviamente anche quello. Vabbè, anche lì poi, sai, è tutto, anche la musica è soggettiva, Certo. per quanto riguarda il gusto. Certo che io ho ascoltato di tutto, veramente, qualsiasi, da musica popolare al punk. Un onnivoro delle 7 note. Un bel brano è un bel brano, se è confezionato bene, ha delle belle sonorità, è strutturato bene, uno può avere un gusto, sì, non mi piace un genere, però obiettivamente posso dire è un bel brano. Riconosci il valore. Sergio, per concludere, così vi lasciamo anche lavorare, perché appunto dicevamo che state lavorando anche su questo. Abbiamo parlato dei sogni nel cassetto, però hai toccato un po' l'argomento. Sanremo, ci avete mai pensato può essere un approdo? Certo, non adesso, visto che inizia fra poco. Allora, qualcuno pochi giorni fa, degli addetti ai lavori, mi ha detto, cioè, se non ti conosce il grande pubblico è come se non esistesse in Italia. Puoi fare tantissime cose. È un po' tornando al discorso di prima. Diciamo che Sanremo ti permette di farti conoscere al grande pubblico. In un tempo dove, tanto si critica tutto, però in un tempo dove non ci sono più tante strade da percorrere, stiamo parlando in Italia, alla fin fine non è che c'è un gruppo come Tamurita non potrebbe mai fare né un reality né, sai,
puoi andare, secondo me, almeno per Non c'è neanche più il Festival Bar, per intenderci. Però Sanremo, perché no? Alla fine è un palco importante, se tu vai con il tuo sound, con la tua dignità, ti stai semplicemente facendo vedere un pubblico più grande. E magari potrebbe essere anche una consacrazione di quello che fa. Magari. Se in Italia Sanremo rappresenta la musica italiana, uno perché non lo dovrebbe fare? Secondo me sì. Io non ho niente, poi l'ho sempre visto da piccoli. Io sono uno che Sanremo l'ha guardato, per noi era, sai, da piccolino a c'è Sanremo, stavi lì a guardare. Poi nel tempo può diventare più o meno interessante, però effettivamente è il palco importante. Assolutamente. Il palco popolare. Concordo da questo punto di vista, è una bella casa di risonanza, una bella vetrina. Tra l'altro non c'è neanche più Festival Bar, dicevo prima, eppure Azzurro, perché Salvetti purtroppo non c'è più. Quindi insomma avrei detto andiamo a Festival Bar. Le occasioni di uscire diciamo così, a livelli nazionali su un palco, su emittenti nazionali, sono, diciamo, poche, sono davvero poche. Sergio, grazie ovviamente della tua gradita e importante partecipazione. Lo diciamo ancora una volta, Chiama Vince l'ultimo brano, andate ad ascoltare tutti i brani di Tamurita, ma gli ultimi in questo momento, perché sono quelli che stanno emergendo, diciamo così, e saranno propedeutici, cioè porteranno alla via dell'album. E, non so se dire in bocca al lupo o merda per il futuro. Quello che vuoi, per me va bene tutto. Perfetto, allora grazie ovviamente a Sergio, grazie a Fabrizio. Un abbraccio anche a Massimo Satta, che so essere lì nei paraggi. Grazie. Grazie ovviamente a tutte le persone che ci hanno seguito, vi chiedo di cliccare mi piace, di condividere questa intervista. Ci vediamo al prossimo appuntamento domani mattina per la rassegna, sempre Effetto Serra, il talk show su social. Ancora grazie e buona serata a tutti. Grazie. Ciao. Un abbraccio a tutti, grazie.